Facciamo accomodare. Questa è un'apertura di credito, una linea di filo. Questa sconosciuta. Siete bestie, quadrupedi e animali, e non vi dico altro, non vi dico. Le intende ci sono sempre tale e quali, e l'abbiamo visto io e compare Rico. Chi dice che non c'è più, mio caro amico, ho il filo, ho benedetto San Pasquale, il filo dentro il quale al tempo antico corriva il telegramma naturale. La mia è difficoltà, però, e chissà, c'è un'altra cosa che ancora non saggio. Piove, mentemo e l'acqua si subissa. Com'è che la parola ha dica bella asciutta come un osso? Era il 1992, mi trovavo a Mogliano Veneto, nella direzione generale delle generali, delle assicurazioni generali, in una riunione plenaria con il vertice della compagnia. Eravamo un gruppo di persone scelte per una certa missione e ognuno di noi doveva portare una parte della propria terra, si doveva presentare al presidente della compagnia, all'amministratore delegato, al direttore generale delle assicurazioni generali in qualche modo. Io scelsi di farlo così. Volutamente ho fatto leva sull'effetto siete bestia, quadrupedi animali, guardando il direttore generale, l'amministratore delegato. Mi è andata bene perché erano delle persone intelligenti. La maggior parte erano di origini meridionali, perché per fortuna noi meridionali là dove andiamo riusciamo a farci valere. Però spesso, troppo spesso, io ho dei parenti che sono andati via da Messina tanti anni fa e rinnegavano la propria provenienza, no? Parlavano in milanese, no? Quando venivano qua disprezzavano, ma non vi racconto nulla di nuovo. Questa sera ho voluto aprire in modo diverso, proprio perché è una serata dedicata al teatro e ho pensato a fare questa cosa un poco strana. Normalmente com'è che ho aperto questi incontri della settimana della lingua siciliana? In modo più formale per certi aspetti. Molti di voi hanno già sentito questo peppone che adesso vi ripropongo, però tanti altri no. Ma è giusto dare una cornice a quello che noi stiamo vivendo, a questa esperienza che abbiamo pensato di vivere. Tutto parte all'inizio del 2023 grazie a Vincenzo Tripodo. Vincenzo propone un laboratorio teatrale sul 12° canto dell'Odissea. Mi sentite, vero? Arrivo fino in fondo? Sì. Bene. Sul 12° canto dell'Odissea. Ma il testo che ha scelto Vincenzo per questo laboratorio teatrale è in siciliano. È un testo particolarmente suggestivo perché è tradotto direttamente dal greco al siciliano dalla professoressa Rosa Gazzara, che abbiamo avuto il privilegio di avere qui ospite proprio ieri sera. Io mi confondo avanti sera, infatti siamo 11:20, ho perso un po' la cognizione del tempo, ma loro sono presenti, bene, questa esperienza è stata molto forte, entusiasmante. Questa sera sono presenti quasi tutti i partecipanti al laboratorio teatrale. Abbiamo messo in scena a Villa Cianciafara una pillola di 8 minuti, è stata notata questa esperienza da un mio caro amico che è dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che da un po' di tempo stava lavorando a un progetto, lui messinese, dunque siciliano, e stava lavorando a che cosa? La necessità di tutelare la nostra lingua identitaria, la nostra lingua di origine. E mi ha raccontato due aspetti che mi hanno particolarmente indignato e che dunque mi hanno motivato a intraprendere questo percorso. E sono, primo, nel 2009, durante il periodo del governo D'Alema,
fu varata una legge che tutela le lingue a rischio di estinzione, Esatto, le lingue vulnerabili. 99 alla Lema. 99, scusa, bravo, vedi, sei attento. Nel 99 fu varata questa legge che tutela le lingue vulnerabili. Tra le lingue delle regioni a statuto speciale, quelle che sono rientrate sotto l'egida, sotto la protezione di questa legge, c'è la lingua sarda e la lingua friulana. Poi ce ne sono altre, in tutto sono 12. Mi è sembrato un poco strano perché effettivamente la lingua siciliana è una di quelle lingue vulnerabili a rischio di estinzione, perché noi corriamo oggettivamente il rischio che le nuove generazioni perdono il legame con questo linguaggio, o quantomeno lo utilizzano solo in un certo modo. L'altro aspetto che mi ha motivato è che la Regione Sicilia nel 2011 ha varato una legge che istituisce in ogni scuola di ordine e grado un'ora di siciliano a settimana. Questa legge è rimasta inattuata, per cui non ha avuto modo di poter esprimere quello per cui era stata pensata. Con Aurelio abbiamo pensato che dovevamo accendere i riflettori su questo aspetto, per tentare di recuperare la dignità della lingua siciliana e cercare di superare quel pregiudizio, quell'autorazzismo che ci contraddistingue e che ne inibisce l'utilizzo nell'uso frequente, nell'uso quotidiano. Consapevole anche di un altro fatto, che la lingua siciliana, la lingua che ci appartiene, la lingua identitaria, è quella che accarezza di più la parte emotiva di ognuno di noi. Se noi ci arrabbiamo con qualcuno, magari istintivamente ci viene di dire qualcosa in siciliano. Così come quando vogliamo dire qualcosa alla donna amata, all'uomo amato, magari ci viene più semplice poter pensare, no, a un'espressione in siciliano. Dunque la lingua siciliana che arriva al cuore e non soltanto alla mente. Abbiamo immaginato come primo passo la realizzazione di una tavola rotonda il 26 settembre. Una tavola rotonda dove abbiamo invitato tante persone che potevano dare il loro contributo, Sergio Todesco, Vincenzo Tripoto per l'appunto, Peppino Restifo, le due dirigenti dei due licei, sia la Farina che il Mauro Rico, adesso mi sfugge sicuramente qualcuno. Abbiamo invitato l'onorevole Ignazio Corrao, che è un europarlamentare che da qualche anno è impegnato su questo fronte. Bene, il risultato di questa tavola rotonda è stato estremamente importante, perché ci siamo resi conto che c'era il terreno fertile. Anche la reattività che hanno avuto i due licei è stata significativa, e quindi abbiamo pensato di continuare questo percorso concentrando in un periodo molto breve, per l'appunto questa settimana che ha avuto inizio il 27 novembre e si conclude domani, di organizzare tutta una serie di eventi diversi tra di loro per tipologia. Stasera facciamo teatro, ieri si è parlato della poesia di Maria Costa, Amantieri con Peppino Restifo di Rosa Balistreri, la Feltrinelli e la Mondadori hanno organizzato due eventi legati sia alla prosa che alla poesia, l'Istituto Comprensivo Isole Olie hanno messo in scena 3 scenette satiriche, a Villa Cianciafera domani ci sarà un concerto curato da Alba Crea, molti di voi conoscono lo spessore, la statura nell'ambito della musica, lei è il cuore pulsante della Filarmonica per intenderci, e domani ci sarà un concerto molto bello perché ha fatto una ricerca sulla musica colta siciliana, su alcuni testi siciliani. Bene, la nostra volontà è quella di fare in modo tale che ognuno di voi che partecipa questa sera possa diventare volano, possa diventare un testimone attivo di questa volontà di superare il pregiudizio nell'utilizzare la lingua siciliana. Non c'è ombra di dubbio che esiste una lingua nazionale, che è l'italiano, e nessuno vuole esautorare la lingua italiana. Così come, parlando di identità, noi prendiamo le distanze da tutti i movimenti scissionisti, da tutti i movimenti separatisti. La nostra attività è solo di tipo culturale. Ci tengo a fare queste due precisazioni perché siamo già stati avvicinati, no, da organizzazioni che volevano strumentalizzare quello che noi stiamo facendo. Questi 11 eventi e i risultati, i contributi, le testimonianze che vengono fuori da queste esperienze saranno utili
per un passo successivo, che sarà la prossima settimana, siamo stati invitati all'Europarlamento, il 7 di dicembre ci sarà questo convegno sulla lingua siciliana e la squadra si è arricchita, per cui oltre le persone che hanno partecipato al convegno alla tavola rotonda del 26 settembre, la squadra si è arricchita anche di altre persone e si è arricchita in particolar modo di un soggetto fondamentale che è diventato un compagno di viaggio, che ha sposato questa missione, che io servì la vita, l'editore di Todomodo. E sta facendo uno sforzo enorme, perché allora, giovedì avevamo 3 eventi in una sola giornata. Ti prego, non me lo ricordare. Andiamo avanti. Cioè, è stato uno sforzo enorme, perché non è soltanto mandare i video operatori, fare le riprese, ma poi fare i montaggi, archiviare, cioè lo so, lo sforzo è enorme. Ma José, in tempi non sospetti, quando ha deciso di intraprendere questa attività, 10 anni fa esattamente, ha pensato di poter parlare al cuore della gente di cui accennavo poco fa, introducendo come codice di comunicazione anche il siciliano, e per cui mi è sembrato che era la naturale, il partner giusto, no? Il compagno giusto per poter fare, a parte il fatto che non usciamo senza chi c'è stima, ma era ed è il soggetto giusto. Tant'è che José, come media partner di questo progetto, verrà con noi a Bruxelles. E ci sono tante altre cose alle quali stiamo lavorando per poter continuare in questo percorso. Stiamo lavorando al 21 febbraio, che è la giornata europea delle lingue. Per noi la lingua siciliana, ripeto, è una lingua importante. Basti pensare che l'agenzia dell'UNESCO considera noi siciliani bilingue, italiani e siciliani. Purtroppo ce ne dimentichiamo, io non lo sapevo, l'ho appreso da poco. Cos'altro dire prima di dare lo spazio allo spettacolo teatrale per cui siete venuti qua, e vi ringrazio per esserci e sono convinto che vi piacerà. Se siete d'accordo con questo progetto, se lo condividete, potete contribuire, potete dare una mano. E come? In modo molto semplice. Lo potete fare parlando con le persone che vi stanno accanto, col vicino di casa, con gli amici, con i parenti, no? E parlate di questa idea, di questa progettualità, che ha solo un valore culturale, lo ribadisco. Così come potete, tutti voi avete un social, o Facebook, Instagram, o TikTok, forse qua TikTok di meno l'età. Peppino non ha nulla, Io l'ho visto ballare su TikTok. A Muccioni. Bene, aiutateci a divulgare, mettendo il mi piace, condividete. Questo ci aiuta a far arrivare a più persone questo messaggio. Non costa nulla, ma contribuisce a questo obiettivo. Esiste una pagina Facebook di Todomodo che sta appunto facendo questo grande lavoro di archiviazioni, di riprese e dunque ci potete sicuramente aiutare. Se siete d'accordo, se non siete d'accordo ovviamente non fatelo. No, ma magari vi troveremo. Io credo che ho già parlato assai, e per cui chiamo su questo palco questa sera decisamente prestigioso, perché c'è qui con noi Vincenzo Tripodi. Chiamiamo a Bimerrero o chiamo tu dopo? Vogliamo dopo. Vogliamo dopo, me ne andai. Buona serata! Per parafrasare Peppino Restivo, anch'io ho pensato, ma come feci fare? Perché quando si è pensato a questa settimana, Davide mi ha detto: hai idea qualcosa che puoi fare qui e lì? Io così era picchiato tu sonno, non mi ricordo perché, ci disse la mirata degli dei di Micio Tempo. Ma come feci fare? Perché? Perché io vengo sempre presentato come attore e regista, ma io di fatto sono più regista che attore. Perché? Perché mi abbutta imparare a memoria le cose. Ma non è solo questo, perché poi
ma fanno ripetere. Quindi la ripeti la prima, la seconda, la terza volta, una volta la mattina niente, dopo un po' cominciavo a cambiare le battute perché mi annoiavo. Ma il problema è questo. Poi c'ho il laboratorio di teatro. Dice vabbè, leggila. Ma faccio un video. Come tu da noi pretendi che noi non segniamo a memoria e poi tu leggi e ma la a memoria. E ovviamente questo comporta dei problemi, perché alla veneranda età di 55 anni è un problema. Quindi io nell'ultimo mese penso una volta mi metti a balcone di notte, la sigaretta e dal balcone mi bevevo. Una volta si sa la mia compagna Angelica mi diceva con stai parlando? E visto solo che bagnava va bene comunque. C'era una macchina, rossetto e ripeto, la macchina e parlo subito. Quindi la gente oramai chi mi ha incrociato in queste situazioni non so vista è fuori di testa, non c'è più niente da fare. Quindi l'altro problema è il tema, no? Non è una poesia aulica, no? Non è rosa fresca o lentissima, che forse è anche più bastata di questa. No? Recuperate Dario Poi la spiegazione che fa lui di rosa fresca o lentissima, di cielo, ciullo, d'alcamo, e rileggiamo, quindi metto a piombare a memoria sta cosa. E per passare col faccio. E stasera vedo tanti amici che chissà se domani mi rivolgeranno di nuovo la mano. Quindi io vi saluto adesso. Solitamente noi il palco è dritto, no? Che invece avevamo una specie di schizofrenia, quindi se parrucca non mi avete voi, se parrucca non mi avete voi, vedrò quello che riesco a cucchiare. Ovviamente mi toccherebbe una presentazione su chi era Micio Tempio e avrei forse avuto bisogno di un sostegno, come dire, degli accademici che sanno bene le cose, ci sanno spiegare bene, però sono rifiutati. Però sai, stasera io volevo mangiare una gamma, un po', vedi là su, vabbè, l'aiuto. Quindi Micio Tempio. Allora, io lo sto facendo perché fondamentalmente a me non piace, punto. Quindi quando uno fa una cosa che gli piace, a me non pace con se stesso. Se mi facevano fare un'altra cosa, probabilmente non mi sarei divertito. Mi auguro che vi divertiate pure voi. Micio è nato nel 1750 ed è morto intorno al 1820, 21, ancora vanno a mettere d'accordo con numeri. Comunque era un catanese illuminato. Aveva frequentato il seminario e lì secondo me ha imparato tutte queste parole. Il seminario l'hanno istruito per bene. Poi così ci venne nel 1700, ci venne la bella cosa di scrivere un dramma teatrale su un caso di cui un prete pedofilo. 1700, uno che scrive prete pedofilo, ovviamente scomunicato, dittato fuori, non ne parliamo più. Ma quindi il tuo prete? Quindi voglio dire, era uno, ecco, che non le mandava a dire, no? Le diceva quando c'è stata la peste ha scritto un bellissimo dramma sulla peste a Catania, quindi non era un autore bastaso e basta. Poi si dilettava ogni tanto a trascrivere qualche sonetto, qualche quartina, qualche rima toscana o endecasilla Bisciotti, tanto per allietare i suoi amici, i suoi compagni. Infatti queste poesie giravano sotto banco. Micio Tempio, mi diceva l'altra volta Caterina Pastura, ex Obelix, ma cresciuto oggi Mesogea, che alla sua casa c'era una vetrinetta con dentro Lolita di Nabokov, Nana, e c'era pure Micio Tempio, chiusa a chiave. C'erano i libri di Micio Tempio, ma si tenevano chiusa a chiave, perché
si potevano scannaliare. E ovviamente i dei aprire e li giro, perché quando chiudo una cosa, la testa davanti, hai 2000 libri, ma ti interessano 10. E quindi Micio Tempio è sempre girato sotto banco, diciamocelo chiaramente, quindi è per pochi. Le sue poesie erotiche sono state pubblicate dopo la sua morte. Lui non è che voleva o pensava di raccogliere in dei volumi, li faceva, si scialavano. Quelle tipiche situazioni da schedicchio, no? Marci in campagna, ubriache, poi così sa uno e comincia a declamare. Ecco, questa è la situazione conviviale in cui venivano recitate queste poesie. Io quando mi sono imbattuto per la prima volta nella Minata degli Dei, che è il pezzo che farò stasera, sono rimasto folgorato dalla sua scrittura, folgorato perché intanto è modernissima. Cioè non sembra un testo scritto 200 anni fa, ma manco per niente, sembra un testo scritto oggi. Poi è anche molto colto, nel senso che i riferimenti che lui fa sono precisi, sono circostanziati. Era preparato. Infatti lui per prepararsi frequentava i lupanari della Catania d'allora. E la cosa che mi diverte dal punto di vista antropologico è anche che le voci che lui dà ai suoi personaggi sono voci di popolo, sono voci di prostitute, voci di contadinazze, di suddatazze, di gente della strada, ecco. Quindi riconosci le loro parlate, le loro voci, il loro modo di pensare, i loro modi di dire, quello che era. Peccato che oggi queste parole, soprattutto noi le viviamo nell'intimità della nostra guida in auto a Messina. Quando te ne esci che tu stop, se ne fotte e tu cominci a santiare, no? Ci vanno tutti, allora è là noi rispolveriamo il nostro antico siciliano e lo rimettiamo in vita. Un'altra cosa che mi piace a me del siciliano o di tornare a questi testi è il fatto che quando tu usi una parola la riporti in vita, cioè fino a che la parola è scritta e non la usa nessuno, è morta. Ma nel momento in cui diventa voce, diventa suono, la resusciti per un attimo, ecco. Quindi comunque la possibilità di allungargli tanticchia, sta parola che ritornava grazie a Camilleri e che era sparita, Cabasisi. E quindi, ma cosa via che esisteva sta parola? Però oramai Cabasisi, tu dici un tedesco, ride. Quindi si prendono parole che ritornano in vita. Quindi Micio Tempio, io vi chiedo chiaramente il vostro perdono iniziale per queste, probabilmente mi incepperò, avrò qualche lacuna, cercherò di ripigliarmi, arrampicarmi sugli specchi, in qualche modo arriveremo alla fine, però abbiate voi il cuore di venirmi incontro. E cos'altro da dirvi? Che ero preparato tutto un discorso aulico, non mi viene. Bevo una tanticchia di vino, per queste cose ci sta buono, e dopodiché forse è meglio lasciare il campo direttamente a Domenico Tempio, anche detto Micio. Bene. Se passa, occupate di sintomi e di stennicchi, per non sentire queste cose scialunate. Se tu passi lo zucco dell'orecchio, che non soffrire queste cose zuccherate, che noi parliamo di cazzi, di sticchi, di culi, di fottute e di manate. Con un po' la non senta, parlo solo a spagnolo di fottuto in culo. Sappi, illusci accademici, presento questi pochi versi con cuore sciamante. Uomini, con le cazze a 100 e di c'è fora, d'arredo e davanti, accordatemi col compatimento. Scusatemi se sogno sciavagante e accordate all'autore importuno lo vostro largo
e aperto portone. Giovi, che aveva sempre in aria lo carro, come un ciammare a varchitta o scarmo, era di tempi lo primo futtarlo e aveva minchia più dura di mamma. Contava da diametro, se non scarro, 680 canne e mezzo parmo, 500 metri. E da Giunone, con il ragazzo santo, ce l'aveva fatta addavantare tanto. Poteva a lungo aperte, che bobbone, pigliava spisso alla diavolina e intanto, con il grosso suo minchione, arrozzolava figli a minchia china. Mercurio, che nasceva mentre Giunone ci aveva ammascato che morria di vena. E nella occorrenza, d'altra parte, fece a Bacco, Vulcano, Apollo e Marte. Senza portare a Giove obbedienza, picciotti privi da buoni consigli, pensarono un giorno, senza la licenza, gli a mangiare in campagna sti figli. Subito fu accordata la dispensa, si afferrarono una picca di bottiglie e arrivato al luogo segnato, cianente fu lo pranzo preparato. Misero a mangiare e già i bottigli si vittero a aggiornare. Già ritti in piedi si tengono a stento, già le teste cominciano a fumare e intanto da lontano, a passo lento, la bellissima Venere compare, cannuda e sura per le larghe strade, ma cucchiano lo frisco per la strada. Non aveva 15 anni, la freschezza di carnozze e delle cale e anche accompagnava la delicatezza del morbido petto e delle cianche. Tutto era in ida grazia e bellezza. Belli occhi, bella bocca, belli larghi, belli di labbra, come duci rase. Bella da cosa, non se ne esce trase. Tinti a pennello pariono le natiche, tonne, dori, cecigni e saporite, stavano tutti a tavarla estatiche, che muoveva la ritto alla remite. Aveva l'occhio vivo e simpatiche, l'occhio un era d'amore la ride, l'occhio capaci con una tagliata da squagliare la neve alla gelata. Luna sidro paria ciraca a Roma, a bocca se la parte tutta spinne, i masciti più bianchi della scuma, drizzo, aggraziato, lo con lo scende. Calo cottuzzo poi, come due puma, bianchi e tonne sporgevano domenne, le cosce su dell'occhio esperto mascio, due colonne perfette dalla bascia. La cosa poi c'ha di colonna mano, avete in forma rilevata, è tunna, è bianca, in mezzo a due farde spaccate che sono coperte da una manta bionda. Due colonnette sorgivano alla lata, in to menso da vadda se profonda, tenera e ruzza intorno sa chiummara, intatta di laracio e di fumara. Avete mai visto un cavallo di razza? Vedendo una giumenta, un cialuchiano, sbrogliare da terribile minchiazza e poi correrci sopra, mano a mano. Ah, così vedete la lussuria pazza, la torba di liteica da lontano, da vedere la dia con faccia accesa, subito a tutte, a minchia ci attesa. Ci vanno toste, tutte e cinque in fila, con gli occhi rossi, le cazze arrettate, sazi ognuno non è se non ci affila, se non può tutta, a me non amatate, cu ci afferra lo culo pila, cu procura darci minchiate, cu ci afferra le minne e lo capicchio, cu ci impinza a picchia dallo sticchio. Chi c'è, picciotti?
chi sono sti cosazzi? A uno io ci diceva, ma chi peggio assai delle crastazzi, ancora più s'acciuzzavano la dia. Di una scansa da furia da cazzi, venere un guardare non sapeva, c'era ne esce alla fine di scappare e si mette intanto ancora a tagliare. Marti, che era un tipo smargiasso e inchiorroso e non soliva soffrire muscanaso, disse: Vaia, che c'è qua? Qualche garruso che pretende infilare un io ciaso? Niscisse fora, che ce l'ho refuso. Niscissi, chi lo faccio persuaso. A fottirevo tutte, basto io solo. Non sogno Marte se non va vai un culo. Apollo rispondeva: vado una lanchi, questi va a parì, tu non marronchi. Ma che te pare che là ci sono manchi? Su becchi, su minchioni, su noiocchi. Che c'è qualche persona che pure anche tiene cori e non aveva mano ciunchi, che fotti come avessi 100 minchi, che ti sbarra lo culo e te lo inchi. Un figlio di semele parse un bracco, disse: non dura lungo chi sta a dico. Santo un diavolone, un sogno bacco, senta all'ultima crispa non ce la ficco. Non tira avanti perché sogno sciacco, ma sento già lo cannarozzo secco. Ma cazzo, se dove io do boccone, ce l'avvero con tutte le coglione. Ma Curio rispondeva: tania cuparra, quale minchioneria alla ciafferra, un briaco, un bonaca, un mezzo carra, maschino, non sta in cielo e manca in terra. Va, cercate più cieco dello sbarra, che se t'atticchia lo senso mosferra, a sti dei di licenzi e di lamorra, i faccio pezza a pezza, come a surra. Vulcano rispondeva: zitto, minchione, re delle prime ruffiane e lace, papà dell'impostore e l'attempone, a così risse, magari a tua pace. Venere, tocca a mia, sono lo spione, non ci faceva giunone, ma mace. Venere, non portasse dalla fascia lo titolo di figlia di bagascia. La fama è maldicente, ed anche pazza, sbrocchia le pinne e poi lo culo a pizza. Già lo racconta Giove e lo sciavazza. Lo Dio Supremo subito s'incazza, si mette a santiare per la scizza. Pensavo poi, e tutta l'ira smorza, unire Said e a parlare sin forza. Si vettero a arrivare in atti illiciti, scinciuto ognuno e con lo cazzo teso. Chi c'è, ci dice? Facete liciti fare ste cose senza darmi avviso. Chi non si piglia a mia non benedicite, mezza colegge dello paradiso. Che sono davanti a mia sta cazzo in auto? Che fa marcia la carra o siete in sauto? Io, con voi auto non voglio combattere, se no vi vanno a fare per sciafottere. L'alma, disse la Dia, ma se tu sbattere, papà, non è chiucciato un po' s'aggiuttere, che era l'occa in me, l'occhi fra un sbattere, ognuno mi diceva, lasciate fottere. Sta cosa non comprendo in verità. Fottere, ma che significa, papà? Chissà fottuta, la stasona! Grida arraggiato come una trigircana. Ah, così si tratta con la mia persona. Veri chiarruse e figli di bottana. Che la pigliasso fosse gran minchiuna per la baciccia o per la girgintana. Va pare cosa di nome perfetti, scannaliare le persone schetti. Poco ci manna che mia vannetta a cacetto un polone non ve ne manno. Come il dente di una vecchia afflitta, che allora ammudiscono, ci manno. Solo ragazza da stare alla ritta. Nella ritta ci passa fino a tanto, perché si dice che il cazzo arrettato non conosce rispetto e parentato. Sta faccenda, già per ripicchia, sa va aggiustare. Già che sta canaglia aveva scannaliato la mia figlia, pura, come una scio dell'infasciaglia. Un po' lo sapete, e una se ne picchia, e con ciallugna della sorte in caglia, e ne esce c'avua buona voglia, ci l'infila a rompere la moglia. Disse, e li nome a Ganimede addetta,
E allora dove Venere s'assetta? Restaro, l'idee, tutta alla ritta, come l'urreo che la sentenza aspetta. Giove stesso si leva la berritta e da incia i poli si cietta. Venere, ferra una polese in mano e si legge un nome di Vulcano. Non corre, si precipita, anzi vola, Vulcano, chi giocava a masciacata, a scincia, a basa, ci manca la parola da picciotta sentendosi sciacquata. Giove ci dice, figlia, ti consola, ti benedico la prima minchiata. Vulcano, senza altra licenza, aietta in terra, sbrocchia ed accomenza. Prima s'afferra, duci carizzi, l'affumicata celebre minchiazza. Idda se la face pizzi pizzi, iddu ci mette una picca di sputazza. Ma ora è l'ora che vengono gli sprizzi. Iddu allunga la mano alla pelusa rocca e tastianno sbagliai. Allungavo la mano alla spaccazza e tastianno la pelusa rocca, ferra, mania, tocca, cecca e ritocca. E toccando e ritoccanno cunno e culo, pace non aveva tutto non ce la mette. Ci va da sopra, rattato come un mulo, aietta in terra, ci sincimin e la sconnette. Di due corpi si fece un corpo solo, le braccia si contorciono alle pette e uniti come stanno corda e sicchio, panza a panza s'adatta e cazza a sticchio. Pugna tu solennissimo ravista entrando a fuori dell'aucia ci l'assesta. Ietta un gran corpo arrabbiato in vista, ma ci incacchiò la minchia mezza testa. Nisciuta fora nuova forza acquista, la tira arrere, ce la mette, arresta. Poi d'incia, impetuoso ce la scaglia, mancialo meglio tu lo corpo, a maglia. Era nica potta, e non c'è sia, che nudo ancora ce l'abbiamo folato. Venere allo dolore si torcia, non ha già s'abbannuna, non aveva chiucciato. Du stizzo sangue si vedevano dentro du sticchiarello delegato, le carne parivano vermiglie, come a paparina non c'ha le giglie. Ciase, ne esci, fa leva, ficca, basti, fotti, adagio, diceva. Femma da multa. Che coppo! Che chiaia! M'ammazzaste! Nescila, femmine. Più sotto. Quale bassa non scorre? Che mi daste? Già se la encia. Ficcami la tutta. Lasciala stare via, come fu. Che dolce, che piacere. Un pozzo più. Ecco fratanto un lavizzo di spacchio che scorre come scorre un canalicchio, come a bocca rompendo su un pennacchio. Venere allarga lo suo bello sicchio. Vulcano ce l'ha un grosso cacchio come menzura infalato non c'ha lo sticchio. E intanto a maniare si trattiene faccia, petto, mascitto, culo e minne. A sti gesti, a sti modi, a chi sti atti. Restarono là ammaloccuti e afflitti, fritti come la neve e stupefatti, come pasture che lo campo vitti. Giove ci dice, ci sono mezzaratti, per a vuocio ma passare per la ritte. La manata, io criai, qualcuno non futti, basta che vai accontentato a tutti. Disse, e ognuno la pistola in grido la nesce e se la mette allo scoperto. Russa la testa come lo cartito, l'occhio allo petto e allo culo aperto. Uno l'afferra all'altro e chi sta chitto e Zaid s'aminano a concerto e se hanno li manazza a grancio se la giocano Zaid a cancio e scancio. Ci mettono sputazza a gran boccona e applicando ci vuole intenzione se danno corpo alla diavolina senza tanticchia da discrezione. Ecco lo seme che nesce a frusciona, ci ha riscaldato l'immaginazione. Restarono come tante barbaianne, con un occhio a Cristo e l'altro a San Giovanni.
scannali astu. Ma come tu ci fai? Per scannali astu? No, non penso. Ora che ti devono dire di farci. E domani quando lo incontri per strada infatti. fanno finta che non te canuto. Io penso che facciamo una visualizzazione. No, poi ti rimuovono perché contenuti. Facciamo a me. Certo, no. Facebook cancellerà questa cosa. Certo. No, perché magari non la capiscono. Un applauso a Mimmo Herrera che ha accompagnato la prima volta in pubblico. Grande Mimmo. Piccolo Mimmo. Mimmo, come sapete, Non lo sanno, è la prima volta che mi si esibisco. no, io gli volevo dire che tu sei un maestro di fotografia, no? Infatti le foto che avete visto di Bruno Samperi sono le sue. Qua ce n'è una. E là ce n'è una, sì, sì, sì. Però in questo caso, siccome è un grande appassionato di musica e soprattutto di chitarra solista, si è offerto e... Ma anche di donne. Ho fatto veramente un piacere anche perché Bravo, sì, sì, c'è anche questo legame. Lui è un abile fotografo di donne nude, ne ha... lo sono stato. Si è ormai. disintossicato. si è disintossicato. Va bene. E allora si conclude questo momento. Grazie. Grazie al nostro maestro Vincenzo Tripota, al nostro maestro del laboratorio teatrale. Ci diamo appuntamento per domani a Villa Cianciafara con questo concerto e questa sera, subito dopo lo spettacolo, per cui adesso, ora, concludiamo con un'altra parte, no, della nostra espressione identitaria, della nostra tradizione. Già ieri in questo percorso abbiamo messo una lente di ingrandimento su questo aspetto e lo abbiamo fatto grazie alla Fondazione Albatros, Vedi che si stanno scattando, di cui stanno è pensando, ora ci sono presidente discussioni. Antonella Sidoti, che è qui con noi, perché adesso parleremo di cibo, perché parleremo Lo mangiamo. E per cui ieri abbiamo assaggiato impanatiggi, tra l'altro realizzate in tempo reale, e grazie ad Albatros e grazie ad Anna Martano, che è stata ospite della Fondazione Albatros, abbiamo affrontato anche quest'altra parte. Stasera invece mangeremo Pesce stoccagliotta. no, ciò che hanno predisposto gli amici che ci sostengono e che condividono tanti dei nostri progetti, come in questo caso, che sono Nino Mostarcio e Adriana Sirone, che non so dove sono, dovrebbero essere lì, per cui eccolo lì. Casa e Putina. Tra l'altro Nino Mostarcio, presidente della nuova condotta Slow Food Messina, reduce dei successi di Mangia e Cambia di qualche giorno fa. Possiamo accendere luci bianche e ci dovete dare la possibilità di spostare quelle sedie, perché dovremo uscire un tavolo già imbandito, già pronto, per cui vi chiedo di alzarvi così le incliniamo.